Perché qualche altro introito si può avere anche, chissà, dai doppi incarichi. I Master Pasqua di turno, questi sono soldi che possono andare allo Stato, no? Anche questo è un altro tema. Mastro Pasqua, tra l'altro, si è dimesso da un incarico. Da Presidente dell'Inps, quindi rimane Vicepresidente Equitalia? Ma rimane incaricato di tutti gli altri, non mi risulta che si sia dimesso dagli altri 24. Gli altri 24. Il Presidente... 1.200.000 euro l'anno. Sì. Bene, il Presidente del Consiglio ha dichiarato, non abbiamo motivo di dubitare, che farà immediatamente un decreto per dire no ai doppi incarichi. Non l'abbiamo ancora visto. Noi facciamo una proposta chiara, semplice, perché vedete, io credo che la prima riforma del nostro Paese sia quella di attuare la Costituzione, il principio cardine. I cittadini sono uguali davanti alla legge e ciò significa che quando si dice la legge è uguale per tutti, ma per essere uguale per tutti la legge deve essere comprensibile. Nel nostro Paese le leggi non sono leggibili, perché non le capisci. Allora noi pensiamo che ci vogliono leggi semplici e chiare. A proposito dei doppi incarichi, noi proponiamo una cosa molto semplice. Primo, non è possibile, articolo 1, non è possibile rivestire più di un incarico pubblico comunque retribuito da parte dello stesso soggetto. Articolo 2, entro 30 giorni all'entrata in vigore della legge bisogna optare per uno degli incarichi. Se non c'è un'opzione per uno degli incarichi si decade da tutto. Questo bisogna aspettare però il DDL, bisogna sapere... No, questa è la nostra proposta, la proposta vostra. Che noi speriamo venga presa in considerazione. Sì, noi vorremmo vedere se viene fuori un decreto del governo col trucco, no? Terzo articolo, quindi parliamo di 3 articoli, e sono chiari, credo che siano comprensibili questi articoli, no? Terzo, e non diano adito a equivoco. Terzo articolo, non è possibile cumulare le liquidazioni dagli incarichi precedentemente avuti, perché c'è anche l'altro tema, no? Della liquidazione, perché ogni incarico che lasci è una liquidazione che prende. Allora, bene, l'ultima cosa che inserisci in questo, il tetto agli stipendi dei manager e agli stipendi di chi riceve un incarico pubblico. Sono 4 articoletti chiari, semplici, che però hanno risolto un problema. Non ci vuole nemmeno tanto tempo, sono tutti d'accordo per approvarlo. Noi consegneremo al Presidente del Consiglio la nostra proposta, ci auguriamo che la sua sia simile alla nostra o migliore della nostra e speriamo che venga immediatamente approvata. In caso contrario prenderemo atto ancora una volta che nel momento dell'emergenza si è stati costretti a dire qualcosa, ma poi in concreto non c'è la propria volontà di modificare le cose.